Pace, ebbene, iniziamo questa celebrazione eucaristica del Santuario di San Leopoldo a Padova con il canto che troviamo al numero 8, Ti esalto, Dio mio Re. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, ancora una volta, con umiltà e sincerità, vogliamo riconoscerci peccatori, invocare la misericordia del Signore e perdonarci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi ai Tuoi fedeli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ora non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, reso impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato Egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale. Quelli invece che vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace.
Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Alleluia, 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 alleluia. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiuolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore.
Abbiamo appena acclamato lode a te, o Cristo, di fronte all'annuncio di questa parola, che riconosciamo essere parola di vita eterna per la nostra vita. Ma potrebbe essere una parola che in qualche modo ci inquieta, una parola che ci disturba. Ma d'altra parte la parola del Signore ha sempre questa funzione di illuminare la nostra vita e sollecitarci alla conversione, al cambiamento, a verificare ciò che ancora nella nostra vita non corrisponde alla volontà di Dio, non corrisponde a quella fede che professiamo. L'episodio del Vangelo di oggi si apre con 2 episodi di cronaca. Il primo, Pilato che passa a fil di spada i Galilei che stavano facendo dei sacrifici, li ammazza, li uccide con ferocia. E poi il secondo episodio, 18 persone che tranquillamente passavano sotto la torre di Siloe e improvvisamente quella torre cade, li travolge e li ammazza. La domanda che pongono è la seguente: ma perché a questi tali, a quelli che sono stati trucidati da Pilato e a quelli ai quali è crollata la torre di Siloe addosso, perché è successo proprio questo a loro? Per quale motivo? Perché a loro e non ad altri? È forse il castigo di Dio? Dio li ha puniti a causa del loro peccato? Si è vendicato Dio a causa della malvagità di questi uomini che sono stati trucidati e che sono stati sepolti sotto le macerie? Gesù risponde: non c'è nessuna vendetta di Dio. Non c'è nessun castigo di Dio. Sono cose che capitano anche oggi nella nostra vita. Capita di essere impotenti di fronte a tragedie che capitano nella nostra esistenza. Possono essere tragedie naturali oppure tragedie anche causate dalla malvagità dell'uomo. E anche ciascuno di noi potrebbe chiedersi: ma perché capita tutto questo? Perché mi è capitato tutto questo? È la punizione di Dio per il male che ho fatto? E il Signore ancora una volta ci dice: no, non è la punizione di Dio, non è il castigo di Dio. Questi eventi fanno parte del mistero della vita alle quali non possiamo dare spiegazione, sempre. Se fosse vero che la malvagità o il male è la punizione di Dio, il male che ci capita è la punizione di Dio, allora dovremmo pensare che anche il Signore Gesù, il Figlio unigenito del Padre, sia stato castigato da Dio, visto la sorte che gli è capitata. Se fosse vero che il male, la malattia, la tragedia fosse la punizione di Dio, allora dovremmo dire, per portare l'esempio del nostro caro San Leopoldo, che anche San Leopoldo è stato per tutta la vita punito dal Signore Gesù, visto che comunque non è che abbia goduto di perfetta salute e alla fine, anche oltre a tutte le altre magagne che aveva, è morto a causa di un tumore. È il castigo di Dio? Il Signore ci dice: no, Dio non castiga nessuno. Però queste cose capitano e non sappiamo dare una spiegazione logica al perché capitano queste cose. Però di fronte a queste cose il Signore Gesù ci dice: riflettete sulla vostra vita. È capitato ad altri, ma potrebbe capitare anche a voi quello che hanno subito gli altri. Allora questi episodi devono farvi riflettere sul senso profondo della vostra vita. Come state vivendo la vostra vita? La vita è un dono prezioso ma anche fragile. O prima o dopo questa vita potrebbe esserci tolta per qualche motivo. Che cosa ne stai facendo della tua vita, del dono della tua vita? Stai seminando il bene? Stai vivendo in pienezza la tua esistenza, quel dono che Dio ti ha fatto, oppure la stai sprecando? Stai facendo qualcosa di buono nella tua vita, secondo i miei insegnamenti, ci dice il Signore Gesù, oppure la stai sprecando?
l'invito alla conversione. Vivi la tua vita in pienezza, e per viverla in pienezza occorre che noi guardiamo sempre con fermezza e con fedeltà al Signore Gesù e ci lasciamo guidare da Lui. E poi c'è la seconda parte del Vangelo, di questo fico che non porta frutto. Il padrone vorrebbe tagliarlo perché non porta frutto, ma invece il vignaiolo chiede ancora pazienza, aspetta ancora un po'. La pazienza di Dio nei nostri confronti. Dio che continua ad avere fiducia nei nostri confronti anche quando non portiamo frutto secondo la sua volontà, eppure Dio continua a portare pazienza nei nostri confronti nella speranza che finalmente la nostra vita possa portare frutto secondo la sua volontà. E portare frutto secondo la sua volontà significa lasciarci guidare da quello spirito di cui parla San Paolo nella prima lettura di oggi, da quello spirito del Cristo risorto che abita la nostra vita, che ci è stato dato in dono il giorno del battesimo, il giorno della cresima, quello spirito di Dio che abita in noi, quello stesso spirito che abitava la vita del Signore Gesù, quello stesso spirito che scese su Maria e la rese madre del Figlio di Dio, quello stesso spirito che scese su Maria e gli Apostoli facendo nascere la Chiesa, quello stesso spirito il Signore ha donato a ciascuno di noi. E grazie al dono di quello spirito anche noi possiamo fare grandi cose con la nostra vita, così come ha saputo fare Gesù, come ha saputo fare Maria, come hanno saputo fare tutti i santi. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito e dalla sua santa operazione, certamente la nostra vita porterà frutto. E allora chiediamo al Signore che rinnovi continuamente e quotidianamente nella nostra vita il dono del suo Spirito, che illumini le nostre menti, riscaldi i nostri cuori e ci doni sempre più la voglia e il desiderio di dare senso alla nostra vita vivendo secondo la sua volontà, portando frutti di amore, di giustizia, di verità, di pace, di fraternità, di concordia e di ogni altro bene. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Sorelle e fratelli, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre, accogli queste preghiere e queste offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa veramente buona e giusta, renderti grazie, ed è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio in questo giorno in cui facciamo memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo il nostro canto e insieme proclamiamo la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Umilmente ti preghiamo, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Stefano e, nella tua misericordia, di tutti gli altri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, Antonio di Padova, San Leopoldo, Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito e ci ha resi suoi figli, uomini e donne capaci cioè di vivere secondo la sua volontà. Come Gesù e con Gesù, allora possiamo pregare e dire: Padre nostro, Signore, liberaci dal male, concedi pace ai nostri cuori e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato, ma guarda alla fede della Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco Gesù, agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi, anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Come Maria, al numero 52. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata che vince il mondo con l'amore.
come un'offerta a te gradita, i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, per riportare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi, che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, tu hai voluto Maria, madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, per l'intercessione anche di San Leopoldo, su di voi qui presenti, su quanti sono stati in comunione con noi attraverso la TV, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Sull'esempio di Maria testimoniate sempre la vostra fede e il vostro amore per il Signore con l'esempio concreto della vostra vita. Andate in pace. Immacolata 161. Immacolata Vergine bella di nostra vita, Tu sei la stella tra le tempeste degrida il cuore di chi ti invoca, madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Tu che nel cielo siedi regina, a noi lo sguardo pietoso
Sono stanchissima. Sono qui da un po'. Consegna speciale. È leggera. Amica del benessere per noi che facciamo sport. E poi la pasta è un vero e proprio Integratore di felicità. Oramai l'abbiamo imparato. E aiuta a dormire meglio la notte. Rive, la rassegna internazionale di viticoltura ed enologia. 5, 6 e 7 novembre, Fiera di Pordenone. Registrati gratis su exporive.it. Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il Tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche, spoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico a Legnaro. Com'è possibile pianificare il business dei prossimi 5 anni? Da questa domanda ha preso il via la quarta edizione di Anticipare il futuro, l'evento dedicato ai deep trend promosso da Confcommercio del Veneto in collaborazione con Smartland e BlueX. A Saonara, in provincia di Padova, numerosi imprenditori si sono riuniti a Villa Paola per scoprire l'evoluzione culturale dei modelli che consentono alle aziende di avere una visione strategica. Il nostro compito è quello di aiutare gli imprenditori e i dirigenti a guardare oltre, a guardare ciò che